La Grecia, sfiancata dalla crisi finanziaria, è la porta d'ingresso per i profughi siriani diretti in Europa. L'Artico con i suoi giacimenti e le rotte marittime è la nuova frontiera della Russia di Putin. I monasteri dipinti della Bucovina, una delle caratteristiche del paesaggio tradizionale romeno. La Slovenia a Planica ha costruito un modernissimo centro per gli sport invernali nordici. La riscoperta dell'antica tradizione musicale e folcloristica della Lettonia. La Turchia apre le porte ai profughi che vogliono raggiungere l'Europa. La Macedonia le chiude costruendo muri. In mezzo alla Grecia, chiamata a fronteggiare un flusso migratorio senza precedenti. Secondo l'Agenzia Europea per il controllo delle frontiere, nei primi 10 mesi dell'anno sono sbarcati nelle isole greche 540.000 migranti, 13 volte in più rispetto a quelli giunti nello stesso periodo del 2014. Il tema immigrazione supera la crisi economica nell'agenda dei mass media e domina il dibattito nell'opinione pubblica ellenica. Il paese, come l'Italia, si sente abbandonato dall'Europa. Crescono le tensioni xenofobe, ma di pari passo aumentano le manifestazioni di solidarietà. Ci sono tanti greci che soffrono a causa della crisi. Perché lei ha deciso di portare degli aiuti ai profughi? Una cosa non esclude l'altra, l'amore non ha limiti, così come aiutiamo i senza tetto siamo solidali verso i migranti, siamo nel mezzo di una crisi umanitaria, cerchiamo solo di far stare meglio queste persone. Siamo a Faliro, quartiere residenziale alla periferia di Atene. Questo palazzetto dello sport, costruito per le Olimpiadi del 2004, usato per le gare di taekwondo e chiuso da anni, è uno dei centri che accolgono i migranti sbarcati a Lesbo, Chios e Kos. I cumuli di farmaci, coperte e beni di prima necessità donati dai cittadini confermano lo spirito di accoglienza del popolo greco. Siamo commossi da queste offerte. Tutti sappiamo delle sofferenze che la gente sta affrontando e per questo non ci aspettavamo una risposta così generosa. Siamo commossi. Altrettanto toccanti le storie di coloro che riescono ad approdare sulle sponde greche, lasciandosi alle spalle i flutti che hanno inghiottito decine di vite. Non dimenticherò mai un ragazzo di 19 anni sopravvissuto a un naufragio al largo di Lesbo. Si è rivolto a noi perché cercava la sorella e i nipoti, pensava fossero morti. Abbiamo chiesto agli ospedali, alla polizia, agli organi internazionali e alla fine li abbiamo trovati. Quando abbiamo detto al ragazzo che il giorno dopo li avrebbe riabbracciati, non ha retto ed è svenuto davanti ai nostri occhi. L'inchiesta dopo gli attentati a Parigi ha accertato che l'ISIS ha fatto della Grecia il suo hub. Lo dimostra il viaggio Bari-Patrasso-Bari di Salah Abdeslam, uno degli stragisti di Bataclan, e l'arrivo nell'isola di Leros di 2 kamikaze dello Stade de France. Non saremo mai sicuri al 100% che fra i profughi non ci siano anche jihadisti, ma questa non deve essere una scusa per non accogliere chi fugge da guerre e persecuzioni. Con la complicità di 2 tiri al pallone, chiacchieriamo con dei ragazzi afghani. Ci chiedono come fare ad arrivare in Italia. Di lì vogliono raggiungere la Germania. È quella la terra dei sogni. L'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati conferma: più della metà di coloro che attraversano il Mediterraneo sbarca in Grecia, ma oltre il 50% delle richieste d'asilo presentate in Europa sono state effettuate in Germania. Il centrodestra torna dopo 4 anni al governo in Croazia. L'Unione Democratica Croata ha raggiunto un mese e mezzo dopo le elezioni un accordo di coalizione con il nuovo partito centrista Most, Ponte. La presidente Kolinda Grabar-Kitarović ha affidato il mandato per formare il governo a Tihomir Orešković, un uomo d'affari con passaporto canadese. Presidente del Parlamento è stato eletto Željko Reiner. Il neopresidente Reiner, esponente dell'ala più radicale dell'HDZ, ha subito proposto di cambiare la
la denominazione ufficiale del Parlamento da Sabor croato a Sabor dello Stato croato, la denominazione imposta durante la Seconda Guerra Mondiale dal regime fascista di Ante Pavelić. L'Artico è diventato la nuova frontiera della Russia di Putin, una parte del pianeta dove è concentrato un terzo delle riserve mondiali non esplorate di idrocarburi. Solo i paesi che hanno accesso diretto al mar glaciale artico hanno diritto di sfruttare queste risorse. Danimarca, Canada, Norvegia, Stati Uniti e naturalmente la Russia, che nella partizione chiede la sovranità su 1 milione di chilometri quadrati dell'Oceano Artico. Putin vuole avere una presenza militare stabile nell'area e per questo sta rinnovando le basi che Yeltsin aveva abbandonato all'inizio degli anni 90. Il Cremlino, entro il 2018, progetta di costruire nella zona artica ben 9 basi dell'aviazione della Marina. Punta di diamante di questa penetrazione è la flotta del Nord, che deve garantire la sicurezza della cosiddetta rotta artica, ossia la via marittima più corta dall'Europa al Pacifico. L'analista Laura Trevisan ha a lungo lavorato in Russia per ONG internazionali, ma perché Putin vuole controllare anche militarmente la rotta artica? Ma un dato per tutti è che nel 2012 sono passate per la rotta artica 4 navi non russe e nel 2014 questi passaggi sono stati 600. Questi sono dati di fonti russe. Questo significa che ci sono delle potenzialità enormi anche in considerazione del cambio climatico e dello scioglimento dei ghiacci, che sembrano rendere fruibile la rotta per almeno 9 mesi l'anno ed è una rotta alternativa al canale di Suez. Entro il 2018 dovrebbero essere costruiti 5 nuovi rompighiaccio atomici proprietà della società Rosatom Flotta, una società partecipata da Gazprom. Anche le nuove basi sono state costruite con moduli adatti per il clima artico. Ad esempio, le basi aeronautiche hanno moduli che consentono ai meccanici di non lavorare mai all'aperto. Ma la tecnologia impiegata dalla Russia in Artico è adeguata? Ha la capacità tecnologica per operare in Artico, certamente, è una capacità sviluppata in 80 anni, nasce sicuramente anche per ragioni geografiche. La Russia non ha grandi sbocchi nei mari caldi e quindi inevitabilmente si è orientata fin da subito allo studio e allo sviluppo delle tecnologie nella zona artica. Mosca sta ammodernando in modo radicale anche il cosmodromo di Plesetsk nella regione di Arcangelo. Recentemente da questa struttura è stato lanciato il nuovo razzo Angara, che dovrebbe sostituire i vecchi Soyuz. A Plesetsk però, oltre alle attività spaziali, sono in fase di ammodernamento anche le strutture per il controllo dei missili balistici che, volando sopra il Polo Nord, minacciano il Nord America. E sempre più spesso i caccia dell'aviazione norvegese intercettano al limite delle proprie acque territoriali ricognitori e bombardieri strategici russi. 80 persone arrestate, questi i risultati della più grande operazione anticorruzione mai effettuata in Serbia. Tra gli arrestati in questa maxi retata ci sono anche un ex ministro, 2 viceministri, presidenti di comuni e municipi e molti noti imprenditori. Il ministro degli interni serbo, Nebojša Stefanović, ha spiegato che l'operazione è durata un anno. Gli arrestati sono accusati di reati di corruzione nel settore dell'agricoltura e dell'urbanistica. I funzionari corrotti avrebbero provocato allo Stato un danno di almeno 100 milioni di euro. I bambini sono uguali dappertutto e dappertutto a Natale, anche con le dita nel naso, fanno la felicità di papà, mamme e maestre con le recite di fine anno. I bambini sono cavalli, le bambine caprette. Le danze di personaggi travestiti da animali sono una tradizione antichissima in questa parte della Romania. Siamo nel nord-est, nella regione della Moldova, ora divisa fra 3 stati, la Repubblica di Moldavia, l'Ucraina e la Romania, appunto. A
Attraversiamo paesaggi innevati, ci fermiamo a salutare i venditori di alberi di Natale, simpatici di giorno, di sera un pericolo pubblico quando con i loro carretti vanno in giro senza luce, e alla fine, percorsi i 150 chilometri che separano Iași, il capoluogo della Moldova rumena, da Suceava, passiamo dalla zona più povera della Romania ad una delle realtà certo non ricche, ma turisticamente più promettenti del paese. Bucovina è foarte interessante pentru... La Bucovina è una provincia molto interessante sia dal punto di vista artistico che delle bellezze naturali, ma il suo sviluppo dipende da quello delle infrastrutture. Da poco è stato ampliato l'aeroporto di Suceava, il nostro capoluogo, ma il sistema delle strade resta ancora carente. Questi rumeni settentrionali sono affezionati alla propria terra forse più che nel resto del paese, così non ci sorprendiamo più di tanto quando Dalia Pata, imprenditrice e ingegnere chimico, si presenta all'appuntamento sfoggiando un'immacolata camicetta tradizionale. Bucovina este o zonă bogată. Negli ultimi anni abbiamo costruito ospedali, alberghi, impianti sportivi, ci dice. Insomma, bisogna che anche in Italia si sappia che la Bucovina non è la Cenerentola d'Europa. Certo, negli anni molti sono partiti, ma tanti poi sono anche tornati e oggi nessuno va via se non ha una motivazione forte. Effettivamente sembra che un certo interesse per questa parte della Romania stia nascendo. Nel periodo di Natale la destinazione più richiesta dagli aeroporti di Torino e di Bergamo è a sorpresa Bacău, poco a sud della Moldova. Ovviamente si tratta per la stragrande maggioranza di emigranti che tornano a casa per le vacanze, ma una piccola quota di turisti c'è e il motivo è soprattutto uno. Michel, Gabriel, Rafael, Uriel, Gudiel, Salatel, Varael. La litania degli arcangeli è uno dei numeri preferiti di Suor Tatiana. I gruppi di turisti di lingua francese, spagnola, tedesca, italiana, quando arrivano qui, nel santuario di Moldovița, 70 km da Suceava, chiedono tutti di questa simpaticissima guida poliglotta. La Chiesa rappresenta il fondamento della cultura e la cultura è il fondamento della nazionalità. Suor Tatiana è una monaca ortodossa, vive insieme ad altre 34 consorelle nel monastero fondato nel 1532 da Petru Iareș, figlio illegittimo di Stefano il Grande, re moldavo, campione della fede cristiana, vittorioso in battaglia contro il sultano Maometto II, al tempo lontano in cui esistevano le guerre di religione. Moldovița è uno dei monasteri dipinti, cioè affrescati anche all'esterno, patrimonio mondiale dell'umanità. Ce ne sono tantissimi nel raggio di 100 km, l'UNESCO ne ha scelti 8. Voronezh è il più famoso e per lo splendore dei suoi dipinti ha dato il nome ad un colore speciale, il blu di Voronezh. La parete nord del monastero è rovinata dalle intemperie, ma quella più protetta contiene l'affresco che ha meritato a questo luogo l'appellativo di Cappella Sistina dei Balcani, un giudizio universale realizzato nel 1547 da maestri moldavi, rimasti anonimi. In inverno è un grande parcheggio su 3 livelli, nelle altre stagioni diventa una pista per lo sci di fondo indoor. È questa la novità del centro per lo sci nordico realizzato a Planica, in Slovenia, a qualche chilometro di distanza dal confine tarvisiano di Fusine. L'area di fronte al grande trampolino di voli si è radicalmente trasformata in un anno. Il progetto ha visto la luce nel 2001, nel 2007 è iniziato l'acquisto di terreni da ciascun proprietario, i cittadini che compongono il consorzio di Ratece. La posa della prima pietra nel 2011 quando si è iniziato a lavorare sui trampolini, che attualmente sono 8, letteralmente di tutte le misure. I lavori sul settore del fondo sono iniziati in un secondo momento. Ci sono voluti 4 anni e mezzo per completare l'opera, 24 milioni il costo per la parte salti, oltre 15 per il fondo, in tutto 40 milioni finanziati per la gran parte dall'Unione Europea. Torniamo al parcheggio pista da fondo, entrerà in funzione alla fine della stagione agonistica dello sci nordico. Umetni sneg mi delamo
Al termine delle gare di salto di planizza, dopo il 20 marzo, la neve che rimane nei trampolini verrà trasportata all'interno dei rimorchi nel tunnel della neve. Ma non basta, abbiamo acquistato un apparecchio speciale che crea neve artificiale a 25 gradi sopra lo zero. Ogni giorno si producono 1-2 metri cubi di neve nuova da sistemare sulla superficie della pista, perché dopo un paio di mesi la neve non si può più utilizzare, la rinnoviamo ogni giorno. Poter lavorare sulla neve da giugno a novembre, quando non ci sono piste disponibili, non è una pretesa eccentrica. Per gli agonisti questo lavoro è importante e l'impianto più vicino, in Germania, dista 600 km dal confine italiano. Se consideriamo che i nostri club e le squadre nazionali, in questo momento, in particolare l'Italia, per poter lavorare d'estate e fare un lavoro particolarmente tecnico, specifico sulla neve, ci spostiamo fino in Germania, averlo qui a Planitza, dove si arriva facilmente, in un attimo da Treviso, con 15 km dall'autostrada si arriva, ovviamente è un grosso vantaggio. Un impianto che non serve solo agli agonisti. In questo tunnel della neve la pista sarà lunga 1 chilometro, può accogliere in contemporanea una quarantina di fondisti. Ognuno potrà sciare al massimo per 2 ore e poi si può tornare al caldo e al sole a prendere un tè. Il punto chiave di questo impianto è il costo di esercizio, ma per il direttore la spesa è accessibile. Lo stesso sistema in inverno riscalda e in estate raffredda. Abbiamo acquistato un inverter da 300.000 euro e con questa modifica abbiamo abbattuto i costi per il raffreddamento, che sarebbero stati di 1,5 milioni. Usciamo dal tunnel per vedere dove si praticherà il fondo all'aria aperta. Le piste sono di concezione moderna, racchiuse in spazi ridotti per esigenze televisive. 2,5 km per l'alternato, altri 2,5 per lo skating, che saranno testati a metà gennaio con una gara di Coppa del Mondo. In questa prima parte di stagione, come accade da qualche anno a sud dell'arco alpino, i fondisti devono andare a caccia di piste. I tanti cannoni disponibili nel centro per lo sci nordico di Planizza producono neve per i trampolini e per l'anello del fondo. Per ogni chilometro di pista ci vogliono alcune migliaia di metri cubi di neve artificiale. Un calcolo compiuto sull'Arena Parozzi di Tarvisio stimava 26.000 metri cubi per 5 chilometri, ma la cifra può variare. L'innevamento dunque costa. Ci sono dei dati che ovviamente non sono certi, ma costa tra produrla e stenderla oltre 6 euro al metro cubo. Due volte a settimana il gruppo folcloristico Dunduri si riunisce per ballare e cantare con melodie e versi tipici della tradizione popolare lettone. È solo una delle 300 formazioni che in tutto il piccolo paese hanno il compito di tramandare tradizioni che risalgono a molto tempo fa, ben prima di quando nel XIV secolo la Lettonia si convertì al cristianesimo. E quanto questa sensazione sia viva tra la gente lo si vede dalla giovane età degli appassionati. Il maestro Ilmar Spunpur spiega perché. Il movimento del folklore è molto strettamente connesso alla riconquista dell'indipendenza e il punto più importante è che negli anni '80 la gente ha capito che è di moda, è bello conoscere il folklore. Da allora i giovani hanno capito che è interessante. Non vengono solo alle nostre prove, ma ballano folk anche nei locali. Insomma, danzare e cantare non solo per divertirsi, ma anche per cementare un'identità che la storia ha messo in discussione, prima con le dominazioni straniere dal 1300 al 1800, poi con l'Unione Sovietica. Al centro di questa identità culturale stanno le Dynas, conservate nel cosiddetto gabinetto delle canzoni folk all'interno della nuova Biblioteca Nazionale. È un armadietto con 70 cassetti, all'interno dei quali sono conservati 350.000 pezzetti di carta di 3 cm per 11 scritti a mano. Una storia che risale al 1880, quando fu costruito a Mosca su commissione di Christianis Barons, colui che ha raccolto tutta la tradizione orale delle Dynas e le ha messe per iscritto, preservando così un patrimonio di 218.000 testi per l'eternità. L'armadietto era inteso proprio a questo scopo ed è non a caso entrato a far parte nel 2001 nella lista del registro della memoria mondiale dell'UNESCO. Ma perché solo nel XIX secolo si cominciò a metter mano a questa enorme eredità
culturale. Risponde il ricercatore Aldis Putelis. Prima non c'era un interesse così forte al canto popolare e solo un secolo prima, nel Settecento, un articolo in una pubblicazione accademica descriveva la canzone lettone come molto monotona, primitiva e senza rima. C'era anche una ragione politica. Dal XIII secolo questo territorio era stato dominato da persone di altri luoghi, di lingua tedesca, e nel XIX secolo ci furono cambiamenti negli schemi dell'economia, nelle condizioni di vita e nella politica. La gente del posto ha reclamato il diritto alla nazionalità e il folklore era l'unico documento della cultura nazionale più antico del XIII secolo, quando la cultura popolare è stata portata da altri popoli. Ogni 5 anni in Lettonia migliaia di persone si riuniscono a Riga per cantare insieme. Sempre Lettonia, la ripresa di questi antichi riti, ha portato alla creazione di una religione neopagana fondata nel 1922. Gli scritti fondamentali sono proprio le Dainas. I testi parlano delle più varie occasioni legate alla vita individuale o alle festività annuali e insegnano ciò che è buono e ciò che è cattivo, ma anche cose pratiche. Probabilmente in alcuni casi possono anche intrattenere, ma non è quello lo scopo principale.